Non esiste la forma perfetta. Ognuna è diversa e serve a scopi diversi. Anche i territori sono così, e ognuno, preso singolarmente, ha caratteristiche diverse e diverse sono le potenzialità. Adottare una politica di sviluppo significa prima di tutto identificare le capacità, le risorse e le vocazioni del territorio e decidere su quali settori investire per aiutarli ad affermarsi in un'economia sempre più globale e competitiva. Ma è necessario valutare bene, scendere in profondità, fare scelte strategiche affinché i settori su cui si andrà ad investire diventino realmente lo strumento per una crescita sostenibile e duratura. Ecco perché è stata ideata S3, la strategia di specializzazione intelligente. Ma cos'è S3? E soprattutto cosa è in grado di fare per la Sardegna? S3 è una strategia messa a punto dall'Unione Europea, finalizzata a identificare i settori strategici su cui investire in termini di ricerca e di innovazione, valutandone le potenzialità di crescita per sostenerle nei processi di sviluppo. S3 viene attuata su scala regionale, in modo che ogni regione abbia l'opportunità di intervenire nei settori che ritiene più promettenti. Ma la cosa più importante è che l'intero processo, dall'impostazione alla finalizzazione, viene costruito insieme alle realtà presenti sul territorio, amministrazioni pubbliche, università, centri di ricerca e imprese, mediante un processo partecipativo e una piattaforma web dedicata. La Regione Sardegna ha individuato alcuni settori di specializzazione: Information e Communication Technologies, Agri-Food, Energia, Aerospazio, Biomedicina e Turismo. Il tema dell'agri-food è uno di quelli in cui la Regione intende puntare nei prossimi anni. Settore in cui la tradizione e l'innovazione si mescolano per competere in un mercato sempre più globalizzato. In Sardegna, accanto a una grande vocazione agroalimentare, capace di offrire prodotti tipici di altissima qualità, che interessa più di 60.000 aziende, con oltre 30.000 addetti e un valore di 927 milioni di euro, si è già affermato anche il comparto della ricerca, dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico. La sfida è importante. È possibile mantenere e migliorare la qualità dei prodotti tipici sardi e contemporaneamente adottare processi innovativi di produzione, capaci di competere sul mercato globale? È possibile coniugare progresso tecnologico, tradizione e competitività? Noi riteniamo di sì. Il carasau è il pane sardo per eccellenza. Prodotto tradizionalmente con lievito di birra, è oggi oggetto di sperimentazione per valutare la possibilità di utilizzare il lievito madre anche su scala industriale. I vantaggi per l'alimentazione moderna sono notevoli perché il lievito madre ha il pregio di conferire alla panificazione una più alta digeribilità, rendendolo adatto anche all'esportazione. La ricotta fresca è un prodotto estremamente deperibile che va consumato nel giro di pochissimo tempo dalla lavorazione. È possibile utilizzare conservanti chimici, ma il gusto originario si perde definitivamente. In Sardegna è stata messa a punto la tecnologia Ommica, che consente di sterilizzare in maniera del tutto naturale i composti a base di ricotta e formaggi. Questa nuova tecnologia è in piena sperimentazione e permetterà alle aziende sarde di avviare una produzione su scala industriale, supportando così i nostri prodotti tipici come i ravioli nella conquista di nuovi mercati, anche molto lontani. La Sardegna ha il consumo pro capite di birra più alto in Italia ed esistono sul territorio molte piccole aziende che offrono un prodotto di alta qualità. Una delle caratteristiche distintive di questi microbirrifici è di utilizzare insieme al luppolo elementi derivati dal vino come il mosto di Cannonau e di Malvasia e miele tipico locale di Cardo o di Corbezzolo. Questi elementi presentano tuttavia un'elevata carica batterica che è stata possibile abbattere attraverso la ricerca scientifica. La Sardegna è ora in grado di offrire un prodotto di qualità da proporre a nuovi mercati, anche tramite collaborazioni con realtà già affermate nell'isola. Una delle insidie più temibili per un produttore di latte è quello delle infezioni che, oltre a comportare danni economici ingenti, spesso mettono a repentaglio anche la salute degli animali. In Sardegna è stato messo a punto un test che permette di diagnosticare l'infezione ancor prima che se ne manifesti la sintomatologia. In questo modo si impedisce che il latte infetto entri nel processo produttivo e si riducono le conseguenze a carico dell'azienda e dell'animale. Il fiore sardo è un'eccellenza gastronomica dell'isola.
È prodotto con latte crudo, cioè con un latte che non viene sottoposto a trattamento termico ed è quindi a rischio di contaminazione microbiotica. La prevenzione passa attraverso la mappatura delle caratteristiche del prodotto che garantisce la sua origine e le sue qualità nutrizionali e allo stesso tempo aiuta a contrastare potenziali frodi alimentari, rischio sempre presente in un mercato sempre più globale. I risultati ottenuti in Sardegna sono legati all'individuazione di particolari biomarcatori molecolari e alla successiva messa a punto di apparecchiature diagnostiche a supporto delle diverse produzioni agroalimentari e dimostra come la ricerca e l'innovazione possano avere immediate e significative ricadute economiche anche nelle produzioni tipiche. Oggi non è tanto importante produrre più cibo, ma ricercare la qualità e le soluzioni tecnologiche che consentano ai prodotti di essere esportati verso altri mercati, mantenendo inalterato il loro gusto. L'impegno che intendiamo portare avanti nei prossimi anni, lavorando su innovazione e tradizione, è quello di permettere anche a coloro che abitano in paesi molto lontani dalla Sardegna di rivivere le esperienze vissute nella nostra isola. Questa è la sfida di S3 per l'agrifood. Questa è la sfida della Sardegna.